La cucina è la loro vita, inebriare i palati il loro scopo, aprire un ristorante il loro sogno, a decidere delle loro sorti un giudice temibile. Noto chef con ristoranti in tutta Mestre, premiato 3 stelle Goodyear, presente in tutte le guide culinarie di Mestre. Ecco a voi lui, il giudice, chef Vianeo da Mestre. Sono chef Vianeo da Mestre, autore di numerosi libri di cucina, tra cui il più famoso Non sei che grato il formaggio perché gaspissa. O l'ultimo, appena uscito edito da Mestrinelli, Non sei che seppie fa il nero che mandemo a finanza. Devo il mio successo a 3 parole: umiltà. Per entrare nella cucina di MasterChef ci vogliono umiltà. D'altronde ve lo dice lo chef più prestigioso di tutto il pianeta. Forse tutti sanno che Dio creò il mondo in 6 giorni e il 7° si riposò. Ma dove? A Mestre e da mangiare che ho fatto mi. Vedi? Facciamo entrare i primi concorrenti di MasterChef. Permesso. Salve chef. Salve chef. Ehi, Cocco, manco arroganza. Salve chef, che non ho mai mangiato un 3 mesi insieme, mieti. E ora ti do una calmata, dai, forza. Scusi chef. Mi chiamo Romeo, 35 anni, amo la cucina. Certo. Però non è il mio lavoro. Io lavoro in cimitero, mi occupo di scavi, riesumazioni e robe così. Cosa ci hai preparato? Ossetti e ferri. Per me è un no. No. Per sicurezza per me è un no. Scusi, Vai, chef. vai. Incredibile. Anche perché non sai che fermo è respirazione bocca a bocca e verse soffegare. Dai. Forza il prossimo concorrente, dai. Buonasera chef, buonasera, ho portato un piatto a chilometri zero. Ah, bello. Il futuro della cucina, bravo, dimmi. E ho pensato di preparare un Sì. pesce del Mar Baltico condito con del limone di Sorrento e un pizzico di sale rosa dell'Himalaya. A chilometri zero. Eh sì, beh, ho tolto tutto alla Lide 90. Allora, sai la differenza tra te e la spuzza da verza? No. Che la spuzza da verza resta e ti va. Dai, vai. Da che momento, Forza il prossimo concorrente. Salve chef, sono Salve. Mattia, sono un Ciao, pizzaiolo e questa sera Eh. le ho preparato la mia specialità, la pizza con i frutti di mare. Buona. La capricciosa. No, ma amore, scusa, cioè, i frutti e mare su una capricciosa cosa c'entra? No, scusa, cosa Non ci- Ma cosa devi mettere? I funghi, i carciofini, il prosciutto, cosa c'entra i frutti e mare? Una pizza che si chiama capri e ciosa e darai i frutti del mare a... Guarda, cioè, ve lo giuro, mi a volte vorrei essere su Matrix per schivare tutte le stronzai che mi dice, guarda. Scusi, Coco! Non sai che il granchio cammina così perché che dice sta altri pesci ve caghe addosso? certo. Scusi chef. Ma io... Forza! Prossimo concorrente. Incredibile. Quindi? Poi? A me? Ah no? Ah sì? Ah boh. Ah ciò? Ara qua. Ara io? Ara you. Coco? Ah oui. More? Ah, Tento? manco. Dago? A mi? A me? Ti ha con me? Scavalco? Ecco con te? Ah, secondo te? Ah no. Come ti chiami? A mio so come che me chiamo, ti sa di come ti chiami ti? Ma secondo te mi so come ti chiami te, non so come me chiamo me, more? No, ho capito sta storia qua. Cosa ti vuoi sapere da me? Che nome ti ha, Coco? Sono Loris, da Mestre. Lori da Mestre. Dove a Mestre? Via Bistuola, angolo, via Baglioni. Per me è un sì, complimenti, bravissimo. Grazie. Bravo! Grazie. Allora, questo è il rispetto che io Sì, voglio. però basta, ti mi stufi No, amore, dopo, ti ho ragione, guarda, ora. Coco, stammi ben distante. Grandissimo. Cuore di Mestre. Grande. Bravo. Questo è l'atteggiamento giusto, entrare in punta di piedi, chiedendo permesso, Permesso chef, scusi. chiamandomi chef.
Chef, D'accordo? Questo è il modo di dire ho preparato un piatto, ma preparato un piatto, con sennò diventa umiltà. freddo. È importante perché bisogna avere rispetto anche per il piatto oltre che per lo chef. proprio d'accordo? per il piatto. Ora! No, fa schifo se diventa freddo. Sei un'ora che ci. Scusi, Ti chef. piace Venezia? Sì. Ti vuoi che ti faccio fare un giro del Canal Grande a Schiaffoni? No. Forza, cosa ci hai preparato? Chef, mi chiamo Timothy. Timothy, che bel nome Timothy, ti ho cambiato ieri, cosa è successo? Dimmi. Allora, le ho preparato un piatto, anche se non sono un bravo cuoco, però ho detto, vabbè, ora va la spacca, anche Ah, perché vabbè. chi non risica non rosica. Vabbè. E così, bando alle ciance, ho Vabbè. pensato... Sì. E rosso e sera brusa marghera. Che volete tutte? Forza, cosa ci hai Ho preparato? preparato un piatto di carne con verdura e sono 2 piccioni con una fava. Però è un po'... mi è venuto un po' asciutto, non so se... Asciutto. Parte mangiare un sugaman. Cioè. Comunque, a proposito di sugaman, pensi di avere della stoffa? Sì. E ora fate un capotto fuori ai coglioni, dai, forza! Ma te scusi, pane chef. ormai? Scusi. Sì, incredibile. Forza l'ultimo concorrente, dai! Perché ti ridi? Non sto ridendo. Ah, meno male, dai. Dimmi. No, ho preparato un piatto che unisce le antiche tradizioni dell'antico Oriente con i sapori del Veneto. Bello, bello, mi piace questa unione Veneto-Oriente. Cosa ci hai preparato? I fasoi in Tokyo. Bravo, bravo, no, bravo. Mi piace questa unione Veneto-Oriente. Ti voglio rispondere a tono unendo la tradizione degli antichi samurai con quella di noi maestrini. Vai in mona! Dai, forza, dai. Allora, la puntata di Masterchef finisce qui. Volete venire su i concorrenti perché veramente voglio darvi un consiglio di cuore. Grazie, chef. Ricordate le 3 parole chiave per entrare in questa cucina. Sì. Umiltà. Grazie. D'accordo? Ecco. sì. E voglio darvi un consiglio. Non stai cucinando. Ah, no, non fa per voi. Grazie. Ma diamo appuntamento alla prossima puntata ricordando lo sponsor di Masterchef. Lo sponsor è Giovanni e Giacomo Palcuo che hanno aperto una nuova pasticceria a Mestre, Torte Palcuo. E ricordatevi che tutti vol Torte Palcuo. Certo. Grandi. Grazie, chef.